Ecco qua. È palese. Palese, fermati, fermati. Buongiorno. Vabbè. Salve. Beh, Venite qua dietro. prego. Diana Oh, Varese, Fermo di un'auto Mi scusi, ma argentina. non le sembra un attimo esagerato Vabbè. lì alla curva fare il sorpasso a quell'auto? perché l'abbiamo visto prendere in contromano e magari per tagliarvi la strada e non farvi passare oltre? A noi dice? Noi contromano? No, noi stavamo facendo la curva perfetta, voi eravate No, già voi in avete corsia fatto molto larga la curva. larga. Per fare la curva devo Comunque prendere la la patente larga. non la carta d'identità Oh, un attimo, mi scusi. nel timer. No, non si va. Ok. La città è piena di criminali e voi fermate dei buoni cittadini che vanno a Come si recuperare chiama? un'auto. No, l'auto è mia, Antonio Timer, Montana. L'auto è mia, Antonio Montana. Switch timer, allora mi dia la sua carta d'identità. Subito, caro. Antonio Montana. Sì. Vabbè. Che dici, cosa lasciamo andare? Sì, Sì. arrivederci. Arrivederci, mille, grazie. Grazie. Due onesti cittadini. No. Due onesti cittadini fermati così. Cioè, loro stavano in sorpasso. Infatti, erano loro la nostra corsia. No, non la Cazzo. mette qua, mettila alla parcheggiata. Qua? Sì, qua a destra, oppure qua, sì. Cioè, nonostante... Vabbè. Dove si va a prendere l'auto? Caro, scusa. Giovane! Salve. Salve! Stavano fuori la banca. Ciao. Come la banca? Salve. Nel telefono il signore. Sì. L'ho messo, l'ho messo. E quindi come funzionano? Vabbè, vabbè. No, la punta. Vabbè, vabbè. Vabbè, ma lo stai, lo stai. Ah, vabbè, vabbè. Vado, vado. Così. Ok, ciao John. Caro, Salve, il dimmi. mio amico dovrebbe dissequestrare l'auto. Ah, certo, vieni, vieni. Arrivo. E tieniti. Vabbè. Oh! No, ci sono, ci sono. Allora, la targa del veicolo. Un attimo, boh. Vediamo. Eh, Dovrebbe... telefono Sul garage. telefono. Sì, un attimo che... C'è sta cosa di merda qua. Allora... Garage. Bah, lo so che non... Quale auto è stata presa? come si chiama? Boh. Vabbè, io ho la Lamborghini Veneno. Ah, è quella la viola. Sì. Ok, ma te lo dico io il... Cioè, mi hanno preso in ostaggio. Ah, Purtroppo... Eh sì, l'ho dovuto lasciare là. allora, Lamborghini KS501 TV. Penso di sì, sì, l'unica viola immagino che abbiate preso. Ok. Aspetta, poi ti dico il nome, se esce il nome. Allora, KS5 01 TV. Vediamo. No. Allora, KS50 1 TV. Vediamo se me la dà. Niente, non me la dà. Check, Andrea, ci sei?
40. Non me lo dà. Ai ai ai. Sequestri, allora sequestrato, Tony, KVD, sequestrato, Allora, fammi vedere un attimo perché Vincenzo. da qua là non Cioè, vedo. Vedi, ci sta il numero di targa Allora, sul garage, dove sta il garage? c'ho questa qua, Nissan, poi c'è la Fiat Panda, di bike, Veneno, KSZ 51 TY, Aspetta, dimmelo da capo, K, K, sì, S S, 51 51, TY, Y, T di Torino, Y di Y. TY, ok. Ho sbagliato a scrivere il numero di targa, ho ragione. Ma vabbè, capitale, può Vabbè. capitare. Allora, centrale. Lo... Ci faccio la fattura, questa è l'auto sportiva, giusto? Penso di sì. Sì. Ah, Quant'è la allora, fattura? la fattura sportiva, Sì, no, supercar, questa è supercar, supercar. sono 7.000. Ah, non la faccio. Vabbè, Eh, vabbè. vabbè, faccio, vedi la fattura, è super, la Lamborghini è supercar, giusto? Sì, sì. Penso di sì. Un'utilitaria, ma è È un'utilitaria. un'utilitaria. A posto, fattura pagata. A posto. La uso come daily car, voglio dire, non è... Lo so, un'utilitaria, diciamo, purtroppo, l'auto quanto costa? Costa, Lo so. E La benzina, cosa... costa la benzina. Come faccio ora a recuperarla? Devo andare al garage? Allora, raccompagno il signore al garage. Sì, sì, ora mi Check faccio radio. accompagnare da lui, almeno fa Ok, qualcosa. ok. Grazie. Vedi, pure ci sta il garage della questura, puoi andare, subito fai. Ok, vabbè. Senza se no ti sequestrano di nuovo a finire. No. Ostaggio. Ciao, Bram. Ciao, Ciao. ciao, grazie Ciao, mille. Bram. Check radio. Buono. Salve. Chi c'è in città? Io, Vitt e gli altri non so, credo siano morti da gella. Oh, andiamo a un garage, fra, che devo prendere l'auto, altrimenti dici che non la prendo, sì, al cioè me la centrale. riprendo. Ah, di nuovo. Ah, no. Ragazzi, c'è un problema. Quale? Sul VIP del garage, qua vicino all'armeria io. Che cosa? Non ho più il VIP del garage. Non ce l'hai più? No, perché i bastardi... Gli stronzi dell'aeronautica hanno chiuso i cancelli. Dell'aeronautica? come? Perché è successo? No, quella lì, raga, delle barche, vicino all'armeria. Oh, Montana, vieni Vieni. all'Armeria Italia. Oh, Mi senti? oh. Sto... Che civico è l'Armeria Italia? 723, ragazzi. 723. Arrivo, fra, sto arrivando. Hanno chiuso il cancello, frate. Oh DJ. Oh fra. Chi sei? Sai che non ti ricordo? YL7, fra. Comunque benvenuto. Hanno sequestrato la macchina, sti pezzi di cacca. 7.000 ho dovuto pagare, fra. Ma come hanno chiuso i cancelli, fra? Ma Non si può come? entrare più. Hanno chiuso. Ma c'ho... Dice che è proprietà privata ora.
Ah, quello è Totò. Oh, Toto! Compa, Starà nei suoi pensieri. che altro ci sta qua? Qualcuno? Ma chi ha detto che è proprietà privata? Quello che lavora qua mi aveva fermato a me, mi fa, no, qua non puoi stare più, è proprietà privata. Sto facendo levare pure il garage, mi ha detto. Pronto? C'è qualcuno? Non c'è nessuno. Boh. Oh. Che stronzata, oh. E niente. Però che palle così, cioè questo era comodo come parcheggio. Eh sì. Oh bello Aldo, grazie mille per il seguito. Oh Montana. Arrivo? Sì, hanno chiuso, hanno messo il Vediamo qua. hanno messo il cancello davanti L'ho all'ingresso. l'ho visto. Arrivo. Eh sì, Aldo, praticamente hanno chiuso ora cioè non si può più andare a prendere le auto qua al garage. Ma questo qua è arrivato, cioè come posto a essere abbandonato. Intanto il negozio di barche. Ah, ecco, lo sponsor di questo video. Allora, praticamente stiamo parlando di NordVPN. Non si tratta di gestire attività legali o illegali, ma bensì della sicurezza online. NordVPN, infatti, è un servizio che offre tantissime cose nell'ambito di sicurezza online, che vanno da antipubblicità, anti-malware come Threat Protection Pro, con cui ci si riesce appunto, ad esempio, a bloccare tutti quei malware su cui facciamo clic accidentalmente, dove praticamente compaiono tipo 10.000 pop-up che infestano tutto quanto, schede a destra e a sinistra. Ecco perché un pop-up che ovviamente portano a delle truffe e a scam. Quindi Nord ha tantissimi strumenti per combattere tutto quello che ci minaccia online. Comunque, in sintesi, possiamo stare tranquilli con un abbonamento mensile, annuale o biennale, perché riusciamo a coprire fino a 10 dispositivi cliccando il link qua sotto. E potete usufruire anche di uno sconto per il Black Friday, in più anche 4 mesi extra sui piani biennali. Trovate tutto qui sotto in descrizione.